Sport e musica insieme, grandi protagonisti delle premiazioni sulla spiaggia del Lido di Venezia. Ecco il campione italiano di kitesurf nella specialità freestyle Matteo Dorotini, seguito da Rachele Campagnol, pattinatrice muganese, vincitrice di numerosi titoli italiani, europei e mondiali. Allora, la gara è andata parecchio bene, mi sono divertito, che è la cosa più importante secondo me. Con gli altri ragazzi abbiamo fatto un sacco di cose fighe oltre allo sport in acqua. I prossimi obiettivi sono a ottobre in Saudi Arabia, che c'è il mondiale, e lì spero di entrare nella top 5 e vediamo come va. A settembre faremo un campus estivo nella mia società di pattinaggio, la SD Virtus Pattinaggio Murano, dove ci saranno presenti molte autorità importanti e anche atleti di spicco. Sarà un evento per i bambini per stare tutti insieme, divertirsi, pattinare e non solo. Alla fine della quale ci sarà un galà appunto con molti atleti di fama mondiale. Sportivi purtroppo non ce ne saranno perché ho dato le dimissioni da atleta agonista, ho finito la mia carriera quest'anno, sono molto soddisfatta, ho fatto un bellissimo campionato nazionale insieme al mio partner Mattia Qualizza e volevo finire la mia carriera in bellezza senza rimpianti ed è quello che ho avuto quest'anno. La parola passa poi al più giovane azzurro che ha partecipato lo scorso febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino, Leonardo Donaggio, atleta del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano. Chiusura con spazio alle parole e musica del cantautore Nicola Trois. Ho partecipato ai Giochi Olimpici di Beijing 2022, questo febbraio. È stata, diciamo, forse la cosa più bella che è successa quest'anno, anche perché è stato velocissimo, è successo tutto molto veloce e purtroppo il mio compagno di squadra si è infortunato, quindi ho preso il suo posto e quindi in 2 o 3 mesi tutto velocissimo, firmare carte e così. Sono partito per la Cina e soprattutto sono molto contento di aver partecipato così giovane e sono carichissimo per le prossime che tra l'altro saranno in Italia. Tramite i social mi ha dato la possibilità di poter parteciparvi. Ho proposto una delle canzoni che ho scritto nell'ultimo anno e già felice di poter partecipare, io che vengo dal Lido e comunque non ci sono queste situazioni, questi eventi, ho avuto la fortuna di partecipare insieme ad altri 8 concorrenti giovani come me, un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, 26 anni. Ognuno ha cantato la propria canzone e ho avuto il plauso della giuria e del pubblico che mi ha premiato facendomi vincitore.